Una buona giornata a tutti voi da Telefriuli, bentrovati a questa edizione del nostro telegiornale. È stata approvata l'ultima finanziaria regionale della Giunta Fedriga, manovra di bilancio che pareggia 5 miliardi di euro, approvata nella notte dal Consiglio regionale con 26 voti a favore, 19 no delle opposizioni e una astensione. Autonomia e investimenti, questi due cardini sui quali ha ruotato l'azione politica e amministrativa della Regione nell'arco dell'intera legislatura, ha detto al termine della seduta il presidente Fedriga, che parla anche di una legge di stabilità senza precedenti, le cui risorse contribuiscono a offrire risposte sempre più puntuali alle esigenze del tessuto economico e sociale. La manovra ha uno scostamento positivo superiore a 300 milioni rispetto al 2021, prevede 2,9 miliardi alla sanità con risorse quintuplicate, 55 milioni per il super sconto carburanti, 4,7 milioni per investimenti industriali nell'ambito di rilancio impresa, 3 milioni nel triennio per il voucher Turesta, 1,3 milioni per la Dunata degli Alpini. L'incremento delle risorse di dote famiglia che stanzia 200 euro in più a nucleo, 100 milioni di contributi per il fotovoltaico. Rinegoziare i patti finanziari con Roma, ha ricordato Fedriga, ha portato a dimezzare l'importo del contributo straordinario alla finanza pubblica, attestato nel 2018 a circa 800 milioni di euro, consentendo in tal modo di trattenere e reinvestire più risorse sul territorio. L'anno delle truffe, il 2022, ha visto un aumento esponenziale di situazioni per le quali la Guardia di Finanza di Pordenone è intervenuta per tutelare cittadini attratti da investimenti impossibili e raggirati da imprese che, cavalcando l'onda del superbonus 110%, hanno promesso lavori che però mai sono stati avviati. Il 2022 è stato l'anno in cui si è registrata un'impennata di truffe. C'è chi si è fatto ammaliare da investimenti che promettevano rendite importanti e chi invece è caduto nelle mani di imprese che, cavalcando l'onda del superbonus 110%, garantivano lavori nell'edilizia che mai sono stati realizzati. Situazioni che hanno visto la Guardia di Finanza di Pordenone intervenire tempestivamente e con buoni risultati e che oggi, nel corso dell'iniziativa a Natale del finanziere, il comandante provinciale Davide Cardia ha voluto ricordare con un pizzico di orgoglio. È stato un anno decisamente intenso che ci ha visto protagonisti su tutti i fronti del delicato comparto della polizia economico-finanziaria, affrontando delle sfide che ripercorreremo sicuramente nel 2023 con rinnovato impegno e rinnovata lena per riuscire a garantire a questo bellissimo e prosperoso territorio tutta la tutela che merita. Le iniziative sono afferenti a diversi contesti truffaldini in cui spesso e volentieri molte persone cedono alle lusinghe di investimenti impossibili oppure di lavori che non vengono realizzati perché il costo sostenuto non è verosimile. Noi siamo a fianco al contribuente, a fianco al cittadino e a fianco al consumatore nel tutelarlo da tutti questi tentativi di aggressione della sua integrità e di minazione della sua sicurezza. Quindi stiamo parlando del superbonus soprattutto. Il superbonus è uno dei tanti aspetti che ha visto purtroppo anche il territorio del pordenonese afflitto da varie società improvvisate esitali che in realtà altro non erano che associazioni di soggetti che volevano solamente approfittare di questo momento storico per inserirsi in un mercato che aveva bisogno di figure professionali, ma tali non erano. Alla guida di un potente SUV, un Audi Q7 con un valore alcolemico nel sangue quasi 3 volte superiore al limite consentito. Ieri sera un 38enne di Udine è finito nei guai. A Santa Maria la Longa, controllato dai carabinieri di Palmanova, è risultato positivo all'alcol test con un valore di 1,33 grammi per litro di sangue. Denunciato per guida in stato di ebbrezza, gli è stata inoltre ritirata la patente. La Protezione Civile ha segnalato una scossa di terremoto alle 5:59 a 3 km a est di Clout, di magnitudo 2,7, 2 km di profondità. Non si registrano danni a cose o persone. Festa di Natale al gruppo Danieli con un centinaio di dipendenti che hanno ricevuto riconoscimenti per premiazione, etica e merito. Sentiamo due di loro. Francesco Estrelli, premio per etica, lealtà verso l'azienda, intelligenza operativa, professionalità, impegno ed dedizione. Come si arriva a questo riconoscimento? Un riconoscimento che mi ha lasciato molto soddisfatto, è arrivato in un momento in cui, oltre a sentire forte l'impegno, mi sento anche molto vicino a me stesso, cioè sento di riuscire ad esprimere bene me stesso e i miei valori e anche le mie passioni. Quanto è importante contribuire alla squadra, fare team? È importantissimo ed è la cosa più importante secondo me, c'è una questione di eccellenza tecnica che è importante, ma l'eccellenza si raggiunge solo attraverso un lavoro di squadra forte
e una ricerca continua del miglioramento di quello che è la collaborazione e la comunicazione. Cristian Canevarolo, premio per essersi distinto per iniziativa, qualità del lavoro, spirito di miglioramento continuo, aziendalismo, senso d'appartenenza. Cosa vuol dire far parte di una grande azienda come la Danieli? È un punto di partenza e non di arrivo per provare a raggiungere obiettivi sempre più sfidanti. Lavorare per la Danieli significa lavorare per il top e sono felicissimo e spero di riuscire a continuare a dare il mio contributo. Quanto è importante l'esperienza e darla poi alle persone che arrivano? L'esperienza sicuramente importante, ma altresì importante è proprio riuscire a trasferirla alle giovani leve, per riuscire a dare una continuità e fare in modo che l'azienda possa prosperare nel tempo. La provincia di Udine si conferma ai vertici nazionali per quanto riguarda le donazioni di sangue, ma l'anno si chiude in leggera decrescita a causa del calo demografico. Fondamentale è il ruolo dei giovani. Come si chiude questo 2022 in fatto di donazioni? Ma io direi positivamente, anche se un leggero calo di 700 circa donazioni su 35.000 è un 1,9% in meno. Ma questo dobbiamo pensare anche che la denatalità che da tanti anni si sta parlando effettivamente adesso sta influenzando anche la situazione delle donazioni. Diciamo che su 3 donatori 2 sono anziani e 1 è giovane. Questi sono i numeri, ma però i numeri sono anche positivi perché i giovani che entrano a far parte della nostra associazione sono un numero importante, sono un numero di circa quasi 1000 all'anno. Quindi sono giovani, tutti neodiciottenni e soprattutto sono interessati, non è che donano e basta, ma sono interessati a comprendere dove il sangue, il suo percorso e come viene utilizzato clinicamente. Questo per noi è un orgoglio anche perché vuol dire che questi saranno anche i nuovi volontari del futuro, quelli che prenderanno il nostro posto e quelli che porteranno avanti questo valore importante che è la donazione. È una colonna portante sicuramente per il dono, ma non solo per il dono. Cioè, abbiamo visto in queste stagioni difficili che abbiamo attraversato, tutti speriamo di lasciare alle spalle al più presto, quanto l'alleanza tra il sistema istituzionale e il sistema del volontariato sia determinante. Senza questa grande alleanza il sistema non avrebbe retto. Sicuramente i donatori di sangue sono un'organizzazione straordinariamente rilevante in una regione, non dimentichiamocelo mai, che ha il rapporto più alto in Italia tra numero di volontari e cittadini residenti. Grado si prepara al Natale e Capodanno con un ricco calendario di eventi dedicato a famiglie e bambini. C'è un ricco palinsesto di manifestazioni, la prima parte fino a Natale è comunque dedicata più alle famiglie, quindi ai bambini. Non mancano i presepi, vero? Poi non mancano i presepi, difatti adesso volevo anche mostrare, praticamente abbiamo l'opuscolo di tutte le manifestazioni per il Natale. Quest'anno il tema è il Nadal de Oro, in lingua nostra che dice Natale d'Oro, no? Che è un po' il punto di partenza della rinascita dopo tutte queste pandemie che abbiamo avuto, quindi alla fine c'è questa voglia di stare tutti assieme finalmente in libertà, no? E poi abbiamo anche fatto l'opuscolo per i presepi che come ogni anno l'abbiamo fatto in collaborazione con Aquileia e Terzo, i comuni vicino a noi. Avremo delle novità, quindi diciamo i fuochi d'artificio quest'anno li faremo nel Porto Mandracchio. Abbiamo tutta una serie di concerti con la collaborazione della Sogit Eventi e di altri componenti. Ed è stata presentata a Monfalcone la nuova web app dedicata ai turisti. Si chiama Scopri Monfalcone ed è la prima web app che consente di conoscere la città dei cantieri. L'iniziativa è realizzata da Comune, Promoturismo ed ETT Identità Digitale ed è stata presentata oggi dal sindaco Anna Maria Cisin. Attraverso questa iniziativa, ha detto, parliamo del valore della nautica e del nostro territorio, promuovendo le tante opportunità che Monfalcone offre, perché altrimenti si corre il rischio che ciò che non racconti non venga conosciuto da chi arriva in città da fuori. L'obiettivo è di far conoscere il territorio dopo un 2022 che si chiude con 220.000 presenze, un dato record sul fronte del turismo. Nel dettaglio la web
web app permetterà di approfondire diversi punti di interesse individuati con l'ausilio di testi, immagini, video e audio anche in realtà aumentata. Come illustrato dal sindaco Cisint, la web app sarà scaricabile e fruibile online e offline e sarà raggiungibile anche attraverso il QR code che sarà presente su 22 totem che saranno posizionati in diverse zone della città. Le società dilettantistiche della Regione hanno detto sì alla riforma dei campionati regionali che andrà ora a Roma. Nel corso dell'assemblea del Comitato regionale questa mattina a Palmanova il presidente Canciani ha confermato la proposta di una nuova formula entro il 2026-27, ritorna la terza categoria, calano le squadre in promozione e in prima categoria. Un solo astenuto e un contrario. Sentiamo Canciani. Oggi è stata una giornata molto importante per il calcio del Friuli Venezia Giulia perché dopo tanti anni finalmente abbiamo dato gambe a questo progetto di riforma. È una riforma, come ho avuto modo di dire, non statica ma dinamica e dovrà necessariamente tenere in considerazione quello che sarà il numero delle società e il numero degli atleti che mano a mano andremo a riformulare nei vari campionati. Non è facile da fare perché capisco che per qualche società sarà veramente un problema, però era necessario metterci in mano e crediamo che questo debba essere fatto in questo momento. Noi abbiamo fatto 6 incontri sui territori, come ho avuto modo di dire, una a Trieste, una a Gorizia, 2 a Pordenone e 2 a Udine. Abbiamo raccolto circa l'80% di adesioni a questa proposta che, come ripeto, è una proposta, è uno scheletro di riforma perché dovrà essere riempita poi di tutti i vari contenuti, però dovevamo prendere un punto di arrivo e un punto di partenza e un punto di arrivo che abbiamo. Ho colto sicuramente grande interesse, stupore da parte di qualcuno, preoccupazione come abbiamo avuto modo di sentire da parte di qualche altro dirigente, però credo che questo sia un percorso inevitabile per poter sostenere il nostro calcio. È tutto, l'informazione torna questa sera alle 19. Buon pomeriggio.